Qual è il rapporto oggi tra l'Ateneo di Palermo e il Consorzio di Agrigento, non solo dal punto di vista economico? Ecco, la porta resta aperta. Assolutamente sì, ma fino a ieri ci sono state delle interlocuzioni proprio nella speranza di poter arrivare, diciamo, ad una transazione, delle interlocuzioni tra i nostri funzionari e i nostri legali e il Consorzio di Agrigento. I rapporti sono assolutamente buoni. Ripeto, è chiaro che in questo momento siamo in una sorta di, come dire, terra di nessuno, insomma, in un momento di transizione, che è un momento di transizione che non è per niente chiaro, nel senso un momento di transizione in cui non c'è una chiarezza sulla governance che avranno i consorzi nel futuro, c'è qualche indicazione sul finanziamento, ma purtroppo ancora abbastanza sfumata. Abbiamo bisogno di avere certezze, di avere stabilità. Credo che noi su questo dobbiamo puntare per poter riprogettare il futuro. Il futuro del CUA approda in aula, nell'aula Sollano, un momento di dibattito, di confronto, ecco, dove si potrà arrivare, ecco, si è aperto uno spiraglio. Purtroppo, nonostante la venuta del magnifico rettore Micari, devo essere sincero, non mi ha soddisfatto quando ha dichiarato, perché ha fatto una discussione squisitamente politica, come se si fosse rimasto in campagna elettorale alle scorse regionali, perché purtroppo ha dimostrato che ha sostenuto il fatto che il Consiglio di amministrazione del CUPA di Agrigento ha delle incertezze economiche e incertezze di governance, cosa che stesse condizioni si verificano all'interno del consorzio universitario di Trapani. Ora mi chiedo come mai a Trapani l'Università di Palermo sta investendo, apre nuovi corsi di laurea, mentre l'Agrigento sta chiudendo tutto completamente. Questo mi dispiace purtroppo per il rettore Micari, che ringrazio per essere venuto, però non ha dato risposte soddisfacenti. Infatti il prossimo intervento lo baserò solo e esclusivamente di questo. Avevo presentato delle domande al rettore a cui non è stata data risposta. Mi dispiace per questo, però ne chiederemo conto ovviamente in Consiglio. In gioco c'è il futuro del CUA, ecco, un impegno della politica e delle istituzioni è importante per garantire il diritto allo studio al territorio agrigentino. Del CUA non è un problema di oggi, ma è un problema annoso da diversi anni. Ed era per me importante questa mattina essere presente a questa iniziativa del Consiglio Comunale aperto. Certo è che oggi la mia veste è diversa, sono all'interno dell'Assemblea regionale, però già in questi primi mesi di attività parlamentare, cioè la mia, diciamo un'attenzione particolare ai giovani l'abbiamo subito avuta, perché ho il piacere, come dire, e l'onore di avere presentato il disegno di legge del Forum dei Giovani, che era l'unica regione a non avere un forum regionale, e già stiamo lavorando per quello che sono anche un disegno di legge sugli ERSU siciliani, perché il diritto allo studio è una cosa fondamentale. Secondo me l'UNIPA deve concentrare dei corsi tecnicamente adatti al territorio e soprattutto deve assicurare un ginepraio di studenti, ma come? Assicurando dei corsi stabili, assicurando sicuramente presenza, tempestività, ma anche un'azione mediatica che non si fa.